Io ti ringrazio. Si tratta di un grande artista napoletano che viene prima di Sergio Bruni, prima di Franco Ricci, per una questione molto pratica e molto semplice, che lui era del 1911 ed è morto all'età di 94 anni e dunque mi raccontava che Alberto Amato faceva una piedigrotta con il grande maestro Vincenzo Acampora e che praticamente quando uscì Birno, Acampora disse vicino ad Alberto Amato: ti era un bello cantante che potesse cantare nella mia piedigrotta questa canzone. E lui, aspetti un momento che è una cosa molto seria, lui disse: Mario, disse sient, vicino a questo Acampora, vicino, si chiamava Vincenzo Acampora, che aveva fatto Quando ero guaglione, Margherita di Fuoco, Malavanziere, insomma Virne eccetera. Disse: Vincenzo, tenga un cantante che alla fine del mondo si chiama Franco Ricci, e gli fece cantare Virne nella piedigrotta di Vincenzo Acampora, questo grande cantante che si chiamava Alberto Amato, che è morto dunque martedì notte e si sono fatti gli esegui il giorno dopo, cioè mercoledì, alla chiesa di Piazza Trieste e Trenta, dove ho partecipato anche io alla sua rispettiva salma, e lui mi disse a me: Mario, quando io non ci sono più, tu mi devi fare la cortesia di farmi cantare, mi dovete cantare il ritornello E quando tramonto sole. E io ho chiamato Nunzio Gallo, ho chiamato gli altri colleghi che stavano lì con il maestro Aterrano e ho detto: vogliamo accennare questa canzone, il ritornello, e praticamente il parroco ha detto: no, in chiesa non si canta, e noi ci siamo messi sotto l'arco della chiesa e gli abbiamo fatto questo ritornello, viene a dov'è quando tramonto sole, che voi sapete tutti il ritornello. E dunque noi veramente gli facciamo contiamo fino a 10 di raccoglimento a questo grande artista che ha fatto veramente onore alla canzone napoletana, italiana, in tutto il mondo, perché lui è stato il primo cantante napoletano che è andato alla RAI con il grande maestro che si chiamava Pippo Barzizza. Voi giustamente dicete: ma chi sta che sta dicendo, Mario? Noi scherziamo, qui cantiamo, però vi sacciano poche storie, perché sono nata come cantante 48 anni fa, dunque sacciano poche di tutte cose. Vogliamo fare questo silenzio fino a 10, va bene? Contate in capo a voi 10 e ci mettiamo, diciamo, nella mente dell'aldilà di questo nostro grande Alberto Amato. Facciamo un bel applauso. Alberto, questo è il popolo napoletano che ti applaude all'impiedi. Purtroppo tu che stai nell'aldilà, Ringello Paterna, che alla televisione nazionale non capisce niente. Sono tutti gente che sanno solamente manovrare. Ciao Alberto. Pronto? Salve, buonasera. Mario? Tenete una bella pazienza, ci sopporta lui al telefono. Scusateci. Signora, come si chiama lei? Laura dalla Germania. La volevo ringraziare per quello che ha detto di Alberto Amato. Sì, ma è chiaro, è il minimo che si poteva fare. Perché io ho conosciuto a lei, a Nunzio Gallo, a Franco Ricci, solo quelle. Perché a volte si dimenticano. Sì. Ecco, la ringrazio. Per l'amor di Dio, quelle belle parole. è un dovere nostro di vecchi lupi. Noi siamo dei vecchi lupi, perché quando se ne chiude nato piezza in Napoli, e chi sa come a farnica, per l'amor di Dio. Ero bello e cantavo molto bene. Ma ti posso dare del tu? Sì. Tu conosci Alberto Amato quando aveva 30 anni? L'ho conosciuto a lei. Ho conosciuto a Franco Ricci, a Nunzio Gallo. Quando Alberto Amato teneva 30 anni, ma vicino che c'è Steve, come si chiamava quello là? Come si chiama? Rodolfo Farnese. Rodolfo Valentino. Alberto Farnese. Rodolfo Valentino. Un bel nevo. Comunque Alberto Amato era il più bello e Rodolfo Valentino.
tutto, dice Mario Trevi. E poi ti dico una cosa, Alberto Amato era un grande artista, sì, perché nel 1960 ha detto vicino a me, io avevo 20 anni, ha detto vicino a me, Mario, tu permetti che hai canto o sfaticato? E questo gli costa anche a una persona che sta qui dentro, che si chiama esattamente Campagnolo, sta mese a noi, sarebbe il maestro, o padre o maestro Campagnolo, che sta con il mio grande amico Mario Merola. E quando lui faceva l'organizzatore nella zona di Afragola, Caivano, Cardine, Cardinello, dove lui lo vuoi inquadrare un poco al maestro qua? Sì. Dunque, lui era un grande organizzatore e lui ti può testimoniare che Alberto Amato cantava O Sfaticate, cantava le canzoni di Mario Trevi ed era un grande artista. Perché era troppo, era bella, cantava bella, ha venuto e tunnellate di tutti i dischi di Alberto Amato. Sì. È il minimo che si può fare.